Beh, non è una cosetta da nulla, ma un endorsement che pesa sulla scena politica calabrese. Andiamo al dunque. Gianluca Callipo, esponente non certo di secondo piano del PD regionale, volge lo sguardo al futuro, scarica il compagno Oliverio e sceglie il sindaco di Cosenza Mario Chiuto. Non c'è alcun cambio di casacca perché il presidente dell'Anci Calabria non ha alcuna intenzione di iscriversi ad alcun partito della coalizione di centrodestra. Non è questo il problema, ha in mente altro e in questo altro intravede la possibilità di inaugurare una nuova stagione della politica, al di là delle appartenenze e delle bandiere. Callipo vede nell'esperienza amministrativa di Mario Occhiuto una sorta di modello da esportare, perché il già fatto di Cosenza è positivo e può rappresentare il viatico per la Calabria che verrà. Ma da una parte la delusione rispetto al Partito Democratico Calabrese e all'esperienza di governo regionale Oliverio per non aver soddisfatto le aspettative che si erano create anche nei confronti dei cittadini, ovviamente soprattutto nei confronti dei cittadini 4 anni fa. Io d'altronde ero tra quelli che ero scettico già all'epoca, mi ero candidato alle primarie contro diciamo, un certo metodo, un vecchio metodo di fare politica e di fare governo di questa terra. E fui sconfitto, seppur con il 42% di consensi a mio favore, accettai quel risultato. Oggi però credo che si debba prendere atto che sia fallito quel percorso e quegli impegni di cambiamento che si erano proposti e credo che in un momento in cui purtroppo sono falliti diciamo, i partiti tradizionali, in particolare il PD ha dimostrato appunto di non soddisfare quelle aspettative di cambiamento, credo che bisogna puntare alla capacità e alla competenza delle persone e quindi io vedo con favore la candidatura di Mario Chiuto, un collega sindaco, da presidente dell'Anci regionale ho avuto modo in questo anno, in questi mesi di vedere anche le tante esperienze di buon governo della nostra regione. Credo che quella di Cosenza sia un'esperienza positiva che se replicata a livello regionale possa solo portare buoni frutti a tutti. Il sindaco di Pizzo non ha alcun problema a manifestare ciò che pensa e di schierarsi non in un partito, ma con l'uomo Occhiuto, cosa diversa che richiama l'idea di allargare l'orizzonte per inaugurare un percorso diverso da quello sperimentato in questi anni, per il quale il giudizio è perentorio, fallimentare. Ora è chiaro che la mossa Callipo apre inevitabilmente la campagna elettorale per le prossime regionali e in qualche modo ufficializza, qualora ve ne fosse ancora bisogno, la presenza del sindaco di Cosenza nella corsa alla presidenza della regione. Insomma, la campagna elettorale è iniziata. Io non passo a Forza Italia, rimango delle mie idee, ma prendo atto da persona che non ha ruoli nel Partito Democratico del fallimento appunto di quello che erano gli impegni che il partito stesso si era proposto di portare avanti anche e soprattutto in Calabria. Non ho fatto patti o accordi, ho preso atto della delusione da una parte rispetto appunto al percorso partitico del PD calabrese e politico e di governo della gestione Oliverio e ho fatto una scelta libera di chi crede appunto poi nella concretezza delle cose, crede avendo avuto modo di vedere appunto esperienze amministrative positive, crede che queste esperienze vadano valorizzate.